Eccoci qua un'altra Eh, volta. Questa settimana siamo veramente tornati, come si dice, a fuoco. Neanche il tempo di riprendere le attività dopo una settimana di silenzio. E abbiamo infilato 3 registrazioni e 3 trasmissioni di fila con ospiti veramente interessanti. E ovvio non potrà mancare il momento, diciamo così, proprio dove ci possiamo sbracare dal punto di vista anche della dialettica insomma, dello stile, con la compagnia e il contributo di Simone Spiga in questa rubrica che ha un nome nuovo finalmente, dopo aver meditato per settimane e settimane su come chiamare questa rubrica comodissima dal punto di vista giornalistico, siamo arrivati a un onesto rompivalle. Quindi Benissimo. questo è il rompivalle di Radio Ascolto Live con il contributo importante di Simone Spiga Ciao che Gabriele, ci buonasera a porta, tutti. ciao, ci porta in dote un bel po' di notizie fresche fresche, soprattutto calde calde dal punto di vista e politico, e geografico, e tutto quanto praticamente, quindi non ci possiamo lamentare. Simone, allora, andiamo a Io puntare le direi, polveri, da ce ne dove sono vuoi un bel iniziare? paio. Allora, da Subito, dove vuoi iniziamo. iniziare? Dai premi, dalle dichiarazioni, dalle consultazioni, quello che vuoi, tanto. Iniziamo subito dal botto più grosso, che è quello migliore, ovvero quello provocato che è l'oggetto del tuo ultimo video pubblicato Sì. sul tuo canale, che tra l'altro è migrato su Rumble, l'ho visto. Come mai questa migrazione? Perché YouTube continua a censurarmi e di conseguenza mi sono spostato su Rumble e tra le altre cose 14 giorni di censura scadono stanotte, quindi domani tutti i video che ho pubblicato su Rumble verranno pubblicati anche su YouTube e continuerò comunque a pubblicare anche su Rumble perché comunque insomma finché non mi sbattono fuori definitivamente da YouTube insomma, li userò in Chiaro, pratica. chiaro, chiaro. Ecco. Chiaro, no, vabbè, a parte il fatto che ricordo il canale video sia su YouTube che su Rumble di Simone, che è appunto Video News Live, ricco Sì. di aggiornamenti sempre giornalistici in tempo reale, quindi fatti proprio bene. È un peccato che in effetti le visualizzazioni non seguono gli iscritti, perché è un sacco di iscritti, ma poche visualizzazioni, ed è un gran peccato. Questo è shadow banning, No, ti bello spiego, e ti buono. spiego. Noi abbiamo un problema. Allora, su Rumble ci sono da meno di una settimana, di conseguenza Sì, sono pochi gli iscritti e poche le visualizzazioni. chiaro, Il chiaro, chiaro. canale su YouTube invece aveva dei bei numeri, sono oltre 10.000 gli iscritti, sono 10.200 e anche le visualizzazioni andavano. Ovviamente questi ultimi video le ultime 2 settimane sono bloccato e quindi questo mi devo tenere. Adesso, beh, insomma, poi proseguirò. Comunque, Certo, iniziamo dalle dichiarazioni, anzi dagli assolutamente. audio rubati di Berlusconi. Quello di oggi è il più interessante ed è quello sul quale ho fatto un approfondimento video e sul quale vorrei parlare con te. Allora, ricordiamo, Silvio Berlusconi torna in Parlamento dopo tanti anni, insomma, era stato condannato, quindi aveva avuto il divieto, cioè la Severino non poteva più essere eletto. E poi la condanna prevedeva una serie di cose legate ai servizi sociali, via. Torna in Parlamento, riunisce i suoi e oggi emerge questo audio di una riunione svolta ieri dove Silvio Berlusconi ha approfondito l'argomento legato al conflitto in Ucraina, evidenziando degli aspetti che comunque io nel mio video dico cose che dico da anni, però dette da Berlusconi ovviamente hanno un altro peso, perché Incredibile non ma sono vero. Silvio Berlusconi. Io non sono un estimatore di Berlusconi su nessun fronte, però in politica estera devo dire che Berlusconi è sempre stato molto molto lucido, fin diciamo quasi dagli esordi. E ricordiamo Berlusconi soprattutto per quella importante riunione svolta a Pratica di Mare, praticamente in contemporanea con l'inizio del conflitto in Ucraina nel 2014-2015, quando tentò di portare la Russia dentro la NATO, per superare proprio il concetto di NATO, per così come è nato e che di fatto non ha più alcun senso. Poi la cosa non andò a buon fine, però grazie a quelle trattative di fatto non scoppiò il conflitto in Ucraina, cosa che invece è successa adesso. Berlusconi cosa ha detto ai suoi parlamentari? Sostanzialmente ha detto, vabbè, c'è non vi dico cos'è Zelensky e che è meraviglioso, lo dice così come per dire non vi posso raccontare cos'è veramente Zelensky ed è dice proprio Zelensky lasciamo perdere, che è meraviglioso, ma è meraviglioso per un motivo semplice, perché Zelensky, basta guardare i video di Zelensky che pubblica sui social, ed è evidente che sia un cocainomane e che sia un personaggio completamente fuori dalla grazia di Dio e non serve molto e quindi sicuramente Berlusconi si riferiva a questo.
Però ci sono alcuni aspetti che invece sono importanti. Il ruolo che Berlusconi sembra che voglia ricostruirsi, ritagliarsi in questo futuro governo è quello di un mediatore con Putin. Sappiamo, perché c'è un audio di ieri, che è stato pubblicato ieri, che dice chiaramente che Berlusconi ha sentito telefonicamente Putin e che c'è un tentativo di dialogo in corso, ma oggi questo nuovo audio dice delle cose più importanti, cioè dice dal 2014 l'Ucraina, dopo gli accordi di Minsk, ha continuato a bombardare il Donbass, e con l'arrivo di Zelensky al governo dell'Ucraina la situazione è decisamente peggiorata, cioè sono aumentati i bombardamenti e sono aumentati i civili uccisi nel Donbass. Cose che per noi che conosciamo diciamo, questo conflitto, questo contesto internazionale, lo sapevamo. Per la gente comune, detta da Berlusconi, chiaramente assume tutto un altro peso, e questo è l'aspetto importante. Io su questo ti aggiungo un aspetto che secondo me è importante da raccontare. Questa era una riunione interna con i parlamentari di Forza Italia. Berlusconi nel precedente governo, il governo della Bielorussia di Draghi, non era parlamentare. Ora lui torna a essere parlamentare e sulla politica estera e sul ruolo strategico dell'Italia nei rapporti con la Russia vuole dettare la linea, almeno ai suoi parlamentari. E quindi dice queste cose, e lo dice in maniera molto chiara, tenete per voi, ma informa i parlamentari, soprattutto quelli che nella scorsa legislatura hanno votato le cagate peggiori, cioè hanno armato l'Ucraina, hanno finanziato le bande nazistoidi terroristi in Ucraina, hanno favorito e avallato le sanzioni contro la Russia, insomma, e secondo me è proprio un invito ai parlamentari azzurri di avere una lucidità mentale diversa rispetto a quella che non hanno avuto precedentemente. E questo per me è... Assolutamente sì, ma non solo quello, ma anche il fatto che siamo arrivati a un punto tale che c'è un po' di eco, forse c'è il tuo microfono magari è troppo alto. Adesso non c'è più eco, tranquillo. L'eco è sparito e stavo dicendo che siamo arrivati a un punto tale che nel 2022, in una situazione critica per l'Italia dal punto di vista della politica interna e della politica estera, dobbiamo un'altra volta trovarci Berlusconi come punto di riferimento, il che è tutto dire. Io, siccome sono uno che su Facebook mi diverto anche a scrivere delle cosettine così, ho scritto, mi tocca difendere Berlusconi, siamo messi male. Però è così. Sì, ma la cosa divertente è che Berlusconi, da quel fine comunicatore e politico astuto qual è, perché è un furbo. Non gli si può dire niente, è una persona che sa quando agire, si è trovato in una posizione di un'altra volta di vantaggio, perché in questo momento sta diventando un mediatore potenziale. Ascolta, e la cosa che a me fa più ridere è vedere schiumare sia alcuni dentro Forza Italia, come ovviamente Tajani, che è un servo sciocco americano, ma la cosa più bella è sentire i parlamentari di Fratelli d'Italia che stanno schiumando come matti, ed è una cosa, a me fa troppo ridere, perché questi si devono ripulire, no? Rispetto al mondo, devono far vedere che sono diventati tutti belli, togli, e poi si trovano Berlusconi che fa queste uscite che chiaramente rimettono in gioco tutto quanto. E Fazzolari, in televisione si parla tanto di questo Giambattista Fazzolari, che uno si chiede, ma chi è questo Giambattista Fazzolari? Mai? E tutti dicono, è la figura più vicina a Giorgia Meloni. Allora, io siccome prima di fare il giornalista da ragazzino ho fatto anche politica e mi sono divertito tanto, ho conosciuto da ragazzino Fazzolari, come conoscevo da ragazzino Giorgia Meloni e altri. E io Fazzolari me lo ricordo, filo palestinese, anti-americano, anticapitalista, rappresentava quelle posizioni di destra sociale, tra virgolette, anche interessanti dal punto di vista della politica estera. E oggi vederlo asservito a Israele, asservito agli Stati Uniti, asservito alla NATO è meraviglioso, è veramente una cosa meravigliosa. Tanto per cambiare, l'ennesima capriola per cercarsi una poltrona, diciamo che non è niente di nuovo sotto il sole, ecco, non è niente di nuovo da questo punto di vista. No, decisamente no. La cosa imbarazzante in questo momento che ha un'altra cosa imbarazzante, che oltre il ritorno di Berlusconi in scena che farà schiumare non pochi giornalisti, ne cito uno, Marco Travaglio, che sarà incazzato nero
non ti dico quanto per il ritorno sulla scia. Scanzi? Scanzi ovviamente. Mentana. Che si sono costruiti una carriera cercando di demolire, a volte per carità, a volte con aspetta, legittima, dal punto di vista giudiziario non si può dire niente, Berlusconi non è un santo e questo è un dato di fatto, non è che dobbiamo difenderlo noi. No, certamente no. Tra le altre cose, voglio dire, i primi che si sono opposti a Berlusconi sono i giornalisti che provengono da una certa cultura di destra, perché Marco Travaglio, ti dico, il comunista Marco Travaglio scriveva per l'Indipendente con Montanelli. Assolutamente, sì, assolutamente. E si è sempre definito un intellettuale liberale di destra, non è che si sia mai definito in altro modo, giusto per fare un esempio. Ecco. Assolutamente sì, ma questo è vero, l'ha sempre detto pubblicamente. Quindi le critiche arrivano in maniera tale, arrivano in maniera bipartisan, tra virgolette, certo, ma da personaggi che non sono sicuramente marxisti-leninisti, mettiamola così. No. Ma la cosa divertente è vedere questa gamba tesa di Berlusconi su un governo che è già messo maluccio già in partenza, perché già hanno litigato in tutti i modi, a fatica stanno uscendo i nomi dei ministri e già si comincia a litigare su questioni che sono ovviamente strutturali. Ecco. Quindi... Certo. Allora, sui ministri io ti dico la verità, io non vorrei neanche entrare tanto nella questione, per due motivi. Attendiamo, magari facciamo un'altra diretta, te lo dico se vuoi, tanto le consultazioni iniziano domani mattina, anzi ti do l'elenco che può essere utile se vuoi, perché sì, domani mattina, allora, le consultazioni al Quirinale iniziano domani mattina. Alle 10 è convocato il Presidente del Senato La Russa, alle 11 il Presidente della Camera Fontana, poi a seguire i gruppi parlamentari, l'ultimo gruppo parlamentare, quello più grosso, è quello del centrodestra, vanno tutti insieme, sarà venerdì mattina alle 10:30. Quindi noi più o meno intorno a mezzogiorno avremo il Presidente Mattarella che indicherà Giorgia Meloni come Premier. Lei si prenderà il tempo, credo, però secondo me entro venerdì sera o sabato mattina potrebbe accettare l'incarico e presentare quasi immediatamente i ministri. E poi magari sui ministri li affronteremo e ne parleremo di ciascuno con calma, però questa è un po' la situazione, quindi già 2 dei 3 argomenti di cui ti volevo parlare li abbiamo affrontati in un modo o in un altro. Però c'è il terzo tema di oggi, io ho appena fatto il video e lo sto per tirare fuori, che è il premio meraviglioso agli ucraini, al presidente Zelensky, il premio Sakharov 2022. Allora, non tutti sanno, il Parlamento europeo fa un premio, annualmente dà un premio, è un riconoscimento sulla libertà di pensiero. E quest'anno è stato assegnato all'Ucraina, al popolo ucraino e a Zelensky. In lista c'era anche il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, che per questi bastardi deve rimanere in galera a morire solo per aver raccontato la verità. E quindi insomma, e anche questa è un'altra delle notizie di questa giornata, tutte condensate insieme. Però io non lo so, io su Julian Assange mi piacerebbe fare una puntata un po'... Prego. Un po' approfondita, perché Julian Assange è veramente una delle figure più importanti che oggi abbiamo nel mondo, che ha saputo raccontare, svelare devo trovare una parola adatta, difficile, a svelare le nefandezze di Stati Uniti e Gran Bretagna in Afghanistan e in Iraq, raccontando tutte le torture, le porcherie fatte dagli esportatori di democrazia nei paesi medio orientali. E l'ha raccontato pubblicando anche documenti. Tra le altre cose, la cosa allucinante è che Assange non ha fatto altro che raccontare e testimoniare con documenti scritti cose vere. E per questo rischia 10 anni di carcere negli Stati Uniti d'America. E però tutti parliamo male di Putin, attenzione, parliamo tutti male di Putin perché lì non c'è democrazia, mentre noi dimostriamo di essere aperti e civili e democratici anche in questa vicenda come in tante altre. La suposita superiorità morale dell'Occidente, no? Che dovrebbe indurci a guardare dall'alto in basso. In questa cosa ricordo una minchiata di Silvio Berlusconi, non so se tu te lo ricordi, quando era Presidente del Consiglio, la superiorità culturale dell'Occidente. Sì, ricordo. Quella era stata una minchiata, possiamo definirla tale.
praticamente fece incazzare malamente una marea di musulmani tra Sì, capi sì, di sì, certo, Stato certo, e certo, personaggi certo, rappresentativi certo, di altre culture. Vabbè, certo. non è l'ultima delle tante gaffe di Berlusconi in Ah, ambito, diciamo certo, così, no, beh, è chiaro. comunicativo. Cosa che per un Tutto comunicatore come lui è un po' una debacle non differente, però vabbè, questo è un discorso che afferisce al passato. Quello che interessa è che adesso in questo momento il povero Assange ha dovuto trovarsi in competizione con Zelensky. Allora, io spero, no, sì. io non so se è tenuto in stato di isolamento informativo da dove è detenuto il povero Assange, ma se avesse saputo una cosa del genere avrebbe chiesto, penso, di essere trasferito in isolamento ulteriore, insomma, per evitare di Davvero? leggere certe Sì, fesserie sui giornali, che è allucinante. Quindi la nostra solidarietà va sempre comunque al certo, massimo certo. a Julian Assange, che venga presto scarcerato e liberato, perché è una vera vergogna. È una vergogna per la cultura liberale dell'Occidente, in generale democratica o che dir si voglia, e in generale una vergogna dal punto di vista umanitario, che una persona venga tenuta in queste condizioni. È la cifra di come si stia degenerando l'Occidente dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, senza se, senza ma. Passiamo No, all'altro argomento, Simone, col tuo consenso. Volevo da certo. te un commento sulla conferenza stampa che è girata, o meglio sull'audizione, scusate, non conferenza stampa, l'audizione del Parlamento europeo, della Commissione europea, che è girata parecchio su internet, ma non sui giornali e sui telegiornali ufficiali, che riguarda la responsabile La europea del Pfizer. mercato della Pfizer, la quale ha candidamente ammesso, interrogata da un solerte parlamentare europeo, una volta tanto ce n'è uno, olandese, Sì, rispetto sì, sì, sì. alla sperimentazione dei preparati, dei sieri, Infatti, risposto candidamente che non è stata fatta alcuna sperimentazione sulla trasmissibilità. eh, Così, per potersi muovere al ritmo della scienza, alla velocità della scienza, un fattore che io ignoravo completamente. La velocità della scienza è un elemento, diciamo, della fisica o della scienza sperimentale che ignoravo completamente. Simone, che vogliamo dire rispetto a questa no, cosa? questo ci fa capire due cose. Ci fa capire che le politiche dei governi sull'imposizione dei vaccini sono stati fatti con interessi economici e non di certo interessi sanitari, e questo ormai purtroppo è chiaro e palese, anche perché, tra le altre cose, la signora della Pfizer ha anche confermato i passaggi di SMS con la von der Leyen. Quindi, quando si stava trattando sui contratti per gli acquisti dei vaccini. E questo ci fa capire tanti aspetti che forse non erano chiari e che ora diventano un pochettino più chiari grazie all'intervento di qualche parlamentare europeo che ha voluto, insomma, ribadire la situazione. Possiamo tranquillamente definirlo Pfizergate, perché questo è. Ovviamente non passerà sulla stampa nazionale perché per ovvie ragioni. In Italia la parlamentare Francesca Donato è una di quelle che si è esposta al Parlamento europeo su questa vicenda, ma il fatto che non ci siano stati test veritieri fatti per verificare lo stop dei contagi è follia, cioè proprio follia. Non solo, ma questo darà idea a tutta una serie probabilmente di rivelazioni sulla preparazione e la messa in commercio di questi preparati che secondo me sarà abbastanza sconvolgente, una sorta di vaccinopoli così come era stata paventata da alcuni parlamentari Sì, in tempi non sospetti. sì. E c'è anche una commissione d'inchiesta che tecnicamente dovrebbe indagare, però è una commissione d'inchiesta che in effetti nasce all'interno della Commissione europea, quindi dubbi sulla sua indipendenza ce ne sono. Guarda, io continuo a ribadire una cosa, lo dico sempre, io non credo minimamente alle commissioni di inchiesta a tutti i livelli, ma per due motivi semplici, perché servono per non affrontare i temi, principalmente servono proprio per non affrontare i temi. E questo è il rischio. Spostare l'argomento su qualcosa magari di minoritario, far passare gli anni, la commissione se ne è occupata e poi non porta a nulla. E questa è la mia paura. Vedi P2. Vabbè, torniamo, Sì. vedi P2. Vabbè, Infatti. concludiamo la puntata con due chiacchiere in ambito locale, no? In Sardegna qualcosa sta succedendo. Due notizie. Allora, la prima, la più fresca, è quella che anche tu hai illustrato nel tuo canale video, il crollo rovinoso di una struttura all'interno dell'Università di Cagliari nella facoltà di Scienze di Lettere e Magistero. Sì, Crollata letteralmente un'aula
proprio crollata su se stessa letteralmente, quindi sì. per fortuna neanche una vittima, neanche un ferito, perché il crollo è venuto di notte, Guarda, quindi per la fortuna fortuna è che è avvenuto alle sì, 21:45. esatto, è Se già era tutto successo alle 17 o alle 10 del mattino avremmo parlato di una strage. esattamente, quindi già quello è una fortuna, una gran fortuna da questo punto di Sì, vista. sì, sì. Non si tratta dell'aula magna, perché tutti i giornali titolavano aula magna crollata, no, non è l'aula magna che è crollata, è un'aula particolare, ma non l'aula magna. No, sì, è utilizzata come aula magna, ma non era un'aula magna, certo, anche perché Appunto. quello era, fino all'anno scorso era utilizzato dall'università, dalla facoltà di geologia, da quest'anno era utilizzato da lingue, e c'erano praticamente delle sale lezione, che venivano utilizzate, perché comunque, io poi Certo, ieri notte ho parlato, quando sono andato lì, ho parlato con un professore che era scioccato, poverino, che lui ha finito di fare lezioni lì alle 18. immaginatevi, quindi, Eh. se non è culo questo, ditemi che cos'è, insomma, Però c'è un sì, aspetto prego. curioso Sì, certo. dell'Italia, di questo paese di sbandati, di cialtroni e di quant'altro. Noi continuiamo a parlare, e questo governo, il futuro governo, parlerà di centrali nucleari, di ponte sullo stretto, se ne sentono tante, no? E poi non siamo capaci di salvaguardare la salute e la vita di persone, perché veramente quello che è successo veramente poteva essere una roba pazzesca. Assolutamente sì, dobbiamo ringraziare la E, fortuna o il buon Dio, ci vogliamo vabbè, sempre... sì, certo. Questa è la situazione, capisci? A me fa un po' rabbrividire che sentire Sì, parlare di leader politici di centrali nucleari, di queste cose, quando non sono capaci di controllare la sicurezza e la stabilità dei palazzi, degli edifici pubblici. Questo, senza dubbio. sinceramente, a me un po' spaventa. Senza dubbio, quindi cari amici, cari ragazzi dell'università, cari studenti universitari, studiate a casa, forse è meglio. Poi andate a seguire le lezioni e date gli esami No, io adesso spero che voi studiate facciano a più casa. casino, Sì, sinceramente, lo perché hanno fatto, se infatti, facciano... sì, però oggi è proprio un poca roba, devono fare casino, nel senso che bisogna occupare le facoltà senza starci dentro, stando fuori, sì, e iniziare a porre dei problemi seri, perché io non do responsabilità a nessuno in particolare, però do responsabilità a una nazione che non è capace di controllare i propri edifici, e mi piacerebbe vedere, lo dico francamente, tutti i certificati, ma non solo sull'università, tutti gli edifici pubblici, al comune, alla provincia, agli uffici regionali, se hanno i certificati antincendio, se sono a norma le cose, perché io poi ho sempre perplessità su sta roba. no, beh, è semplicemente porsi il dubbio in maniera razionale e sensata, ecco. Sì, sì. Che poi ovviamente questa situazione, per fortuna non una disgrazia, è stata strumentalizzata o verrà strumentalizzata, già inizia a essere strumentalizzata da quelli che magari vorrebbero il ritorno della DAD come strumento didattico, che è No, un'altra non già porcheria. saputo, l'Università di Cagliari ha già annunciato che ovviamente saranno in DAD. Allora ti dico anche, aspetta un attimo che ti apro cerco la pagina su Sì, Facebook certo. e vi dico esattamente decido l'Università di Cagliari perché ovviamente diciamo che anche loro si sono trovati in una situazione bella complicata, perché Senza stiamo dubbio. scherzando. E quindi, Allora, ultimo aggiornamento da Saduchessa. È stato confermato che il crollo ha riguardato esclusivamente il corpo, dichiarazioni, sino a venerdì sono sospese le lezioni e gli esami dei seguenti corsi di laurea. Lauree triennali, Lingue e cultura per la mediazione linguistica, Lingue e comunicazione, lauree magistrali invece, Lingue e letteratura moderna europea e americana, traduzione specializzata dei testi, e anche la biblioteca Dante Alighieri resterà chiusa sino a venerdì. Le lezioni e gli esami dei 4 corsi di laurea riprenderanno la prossima settimana in modalità a distanza, ma l'Ateneo sta già lavorando per individuare spazi quanto prima. Questa è la chiaramente, situazione. adesso quindi devono accontentarsi della data finché devono trovare un'altra aula, magari una struttura si trova perché l'università di strutture ne ha diverse, quindi si potrà Certo, trovare uno spazio alternativo, però ovviamente il io concetto ieri è, notte ho sentito il rettore Francesco Mola, devo dirti, oltre al fatto che era ovviamente in una situazione di dispiaciuto, tutto quello che certo, vuoi. E- Però insomma si troverà sulla testa un'inchiesta che comunque riguarderà
Adesso non sappiamo se lui personalmente, ma comunque ci sarà una procura che lavorerà. Poi non avevo notato, ho notato adesso una cosa Sì. terribile nella pagina Facebook del sito della pagina unica Università di Cagliari, con la bandiera ucraina, con uniti per il dialogo e la pace, ma lasciamo perdere. Vabbè, siamo sempre lì, non è che sia tanto strano, ecco, non è la No, prima no, volta, certo che non è strano, certo che non è strano, fa non ridere. dovremmo neanche sorprenderci più di tanto. Vabbè, poi qualcuno sarebbe anche capace di dire che è stato un attentato dei russi. Qualcuno sarà anche capace di dire una cosa del genere, ci scommetto. Comunque, a parte la battuta, meno male nessuno si è fatto male, già questo è un risultato, quindi siamo più tranquilli da questo punto di vista. Sì, sì, no, beh, quello, non c'è dubbio. Ecco. L'ultimo argomento di questa nostra chiacchierata riguarda il nostro caro Presidente della Regione. Non se la sta passando molto bene, anche se la TV non racconta molte cose, non se la sta passando benissimo. Diciamo che dorme sogni agitati, ecco, mettiamola così. Allora, noi non abbiamo fatto una diretta per la vicenda No, purtroppo no. del suo rinvio a giudizio, però lo raccontiamo. Il presidente Solinas è stato rinviato a giudizio dalla Procura di Cagliari in merito a un'inchiesta che riguarda la nomina di due direttori generali, uno alla presidenza e l'altro direttore generale della protezione civile, i quali, secondo l'accusa, non avevano i requisiti di legge per poter essere nominati. Su questa vicenda ci sarà un processo che inizierà a dicembre e vedremo insomma l'evolversi della vicenda. Certo è che ci sono dei presupposti, diciamo, non positivi per il presidente Solinas, questo. Beh, non aiuta sicuramente. Ha commentato in qualche modo la vicenda? Ma io sono stato l'unico giornalista che ero fuori dal tribunale che aspettavo la sua uscita. Tra le altre cose sapevo che l'udienza iniziava alle 3 del pomeriggio, io sono arrivato lì per le 3 meno 20, l'ho visto parcheggiare, ho visto che parcheggiava la sua auto e sono rimasto lì fino alle 7 e un quarto. Quando è uscito gli ho detto se voleva parlarmi e mi ha detto con tutta la sua un po' di bugie mi ha detto, perché sapevamo che l'udienza alle 19 si era conclusa e alle 19:30 si riprendeva con la decisione da assumere, insomma, sul rinvio a giudizio. E lui mi ha detto, vado a prendere un caffè, quando torno ti rilascio una dichiarazione. Invece ha preso, al posto di prendere il caffè in zona, ha preso la macchina e se n'è andato. Un caffè lungo, Vabbè, comunque dai, e lo capisco anche, nel senso che ovviamente sei lì dopo ore e ore di interrogatorio, non è neanche semplice vederti davanti a un rompiballe come me e dover rispondere a delle domande. Vabbè, in effetti poteva starci, quindi umanamente parlando No, siamo no, anche solidari. Ecco. infatti non sono uno che voglio dire me la prendo, lo capisco, cosa gli devi dire? Insomma. Vabbè, da quel punto di vista ci può stare, per carità. Va bene, Simone, allora, interessante perché comunque gli sviluppi, ovviamente tu seguirai gli sviluppi di questa vicenda e vedremo Sì, su di tutto. capire come andrà a finire. Quindi, intanto noi noi domani, grazie a te, avremo la possibilità di parlare della lista dei ministri, quindi commenteremo eventualmente anche le liste dei ministri, background, da dove arrivano, dove vanno, insomma, che tipo di governo si sta andando a Quello sì, formare. appena avremo l'elenco di ministri, certo, io quello facciamo anche un bel approfondimento Quindi senza si potrebbe problemi. tranquillamente fare una trasmissione, se non sarà domani, sarà dopodomani, comunque nel weekend vi No, daremo la no, possibilità. domani Prego. te lo dico, no, tecnicamente no, perché domani iniziano le consultazioni, si Ah, ok. concludono venerdì mattina. Metti che a mezzogiorno o l'una il presidente Mattarella convoca la Meloni lì, la Meloni accetterà con riserva, nel pomeriggio farà le sue consultazioni con i partiti e magari domenica mattina torna dal presidente con l'elenco dei ministri. Poi metti che ci vorranno qualche oretta perché Mattarella deve verificare se i ministri vanno bene o no, Certo, visto che è di ovviamente. competenza del Presidente della Repubblica, e poi potrebbe anche esserci il giuramento tra domenica sera e lunedì mattina. A quel punto noi possiamo risentirci e Ok, vedere i ministri, tanto non ce li diranno in anticipo, ce li diranno quelli ufficiali, ce li diranno con le parole direttamente va bene. della,
di Giorgia Meloni, perché tanto sarà lei probabilmente indicata come Presidente del Consiglio. La Bielorusa in continuità. Chiaramente. Vabbè, intanto abbiamo il weekend per capire e valutare quello che accadrà in questa situazione, e poi magari inizio settimana prossima riusciremo a fare magari un discorso più ampio e articolato su questo governo che si sta formando tra mille difficoltà, e magari avremo anche qualche altra battutona di Berlusconi da poter citare nella nostra prossima conversazione. Guarda, per intanto Berlusconi ci possiamo aspettare di tutto ormai. Assolutamente sì, quindi sarà un fattore di interesse per questa formazione di governo, sarà interessante, potrebbe anche determinare la durata di questo governo, a mio avviso, e non sono solo a pensare. Senza dubbio, sono d'accordo con te, anzi ti dico di più, che su nomi dei ministri di tre dicasteri fondamentali, che è il ministro degli esteri, il ministro degli interni e il ministro della giustizia, su questi tre temi ci sarà, scopriremo se durerà come governo o no. Io di questo ne sono convinto. Aggiungerei anche il ministero dell'economia, però su quello alla fine cambia poco, perché non ci sono impostazioni diverse tra i partiti delle coalizioni, sono tutti liberali e quello sono. Invece sulla posizione di politica estera, sulla giustizia, è interessante sapere che se vincerà la linea Berlusconi o se vincerà la linea Meloni. Per non parlare della sanità, della salute, immaginatevi tutto quello che il ministro della salute dovrà affrontare, perché sono il ministro della salute bisogna capire se sarà un vaccinista, un sostenitore tra quelli che hanno fatto, o altrimenti sceglieranno uno neutro che magari non si è mai esposto molto e che si parla, chi lo sa, vedremo. Si parla di un certo Rocca della Croce Rossa. Sì, Francesco Rocca mi sembra che sia. Sì, nazionale della Croce Rossa. Vediamo. La quale non è proprio stata neutra. La Meloni, da quello che so io. Prego? È un uomo di fiducia della Meloni, da quello che so io. Sì, però è anche la Croce Rossa non è stata proprio neutra in questi ultimi 2 anni, quindi anche lì bisogna vedere un po' quali possono essere eventuali ricadute. Ecco, vabbè, comunque staremo a vedere. Intanto assistiamo e vediamo un po', poi dalla settimana prossima ne parliamo con più calma. Per intanto, questa simpatica puntata del Rompiballe, direi ascolto live, dobbiamo trovare la colonna sonora per la rubrica, però la sigla c'è già, ma farò in modo di dobbiamo mettere una bella sigla metal come piace a me, scegliamo un gruppo figo e via. Può essere, che ne so, Master of Puppets dei Metallica, il pezzo Master. Se mi date il tempo di lavorare, prepareremo una sigla metal che sia adeguata alla nostra simpatica chiacchierata. Comunque iniziamo a concepire questa cosa, iniziamo a elaborarla. Comunque vedrà la luce che questa cosa. E chiudo, scusa se rompo, ma prego. Perché poi la cosa bella in tutto questo è che noi la prendiamo a ridere, ma raccontando delle cose serie, delle cose molto... Assolutamente sì, anche gravi. Ecco, infatti. E quindi secondo me questo tenore è quello giusto, ci possiamo prendere con raccontare le cose in maniera così... raccontare le porcherie, le cagate, le cose peggiori in maniera molto... Ci può stare. Cercheremo di farlo in maniera in questo stile, diciamo così, fuori dagli schemi, va bene così. Per intanto devo ringraziare ancora Simone Spiga, continuate a seguire il suo canale, in attesa che si sblocchi quello di YouTube, video news live anche su Rumble, quindi iscrivetevi al canale di Rumble e seguite ovviamente anche Radio Ascolto Live, le nostre rubriche tramite il canale audio di Spreaker, tramite il canale di YouTube. Siamo riusciti a non farcelo chiudere finora, vediamo se riusciamo a mantenere la striscia positiva, ci proviamo, ecco. Quindi continuate a seguire il canale di YouTube, comunque c'è anche il canale di Rumble, dovete servire per dire ad ascolto live, e poi la nostra pagina di Facebook con i continui aggiornamenti delle trasmissioni. Detto questo, grazie ancora a Simone Spiga, questo è Rompiballe, alla prossima puntata, ciao a tutti. Grazie.